Oggi siamo alla mostra d'oltremare a Fuorigrotta per la fiera Tutto Sposi. In questa fiera i futuri sposi potranno organizzare il giorno più bello della loro vita. Potranno scegliere il ristorante dove sposarsi, potranno scegliere l'abito della sposa, l'abito dello sposo, possono scegliere pure i bomboniere. Ma soprattutto prenotare il loro viaggio di nozze. Ma non so, questa è pubblicità, vero? Le mete per i viaggi di nozze sono molte. I nostri futuri sposi possono decidere di andarsene in Spagna, oppure che ne so, farsi un bel viaggio in Grecia, o magari visitare la Gran Bretagna, oppure trascorrere il loro viaggio di matrimonio nella romanticissima Francia. Ma mo la questione non è questa qua. Sti guaglioni viaggiano, ma conoscono i posti che andranno a visitare. Ma sti guaglioni in pratica, sanno geografia. Lo scopriremo grazie al nostro Frank e Cerone Quiz, dove se indovini le domande vinci un simpatico premio offerto dall'agenzia Futuro dei Viaggi. E se sbagli, si na casa Caruto. Pechino è la capitale della Cina o del Giappone? Giappone? Pechino è la capitale della Cina o del Giappone? Del Giappone, della Cina, del Giappone. Pechino è la capitale della Cina o del Giappone? Del Giappone. Tokyo è la capitale del Giappone o della Cina? Cina. Mi sai dire come si chiamano gli abitanti di Creta? Di Creta. Di Cretani. Cretini no, cretani no. Oh, mi stai sfuggiando i cretini. Lo dici tu. Mi stai sfuggiando. Non posso dire cretini. Cretani. Mi sai dire dove si trova Dubai? A mare. Dubai sì, sta, se non sbaglio in America. No, non mi ricordo. Stavi dicendo? Che stavi dicendo? America meridionale, no, basta, America non mi ricordo. America Lombarda? Meridionale, ma non quello è Messico. Il Messico in America meridionale. Penso. No. A Messico sta in Messico. Se ti dico Australia, in quale continente sta l'Australia? È tutto il tempo. Australia. America del Nord. Come chiameremo un abitante della Georgia? Ottimo! Giorgese. Giorgese. No, l'Australia no. Ma che è? Vi do un indizio. Vabbè. Vi do un indizio. America, È America? No, non è. non è America. Africa, No. Asia. Asia. Di quale nazione fa parte l'isola di Mykonos? Mykonos. Spagna. Che mi guardi in maniera... Quanti sono i continenti? Doia, ti prego, la geografia io zero. Quanti sono i continenti? Te lo dici un numero. 2. 2 continenti. E quali sono? Polo Nord e Polo Sud. Continenti penso saranno 12. 12 continenti. Quali sono? Dimmeli, quali sono? Ah, questo è veramente... Qualcuno me le dice, qualcuno me le dice. Il nostro. Ok, il nostro? Il nostro europeo. Asia. Ok. Questo mi ricordo. Asia e... il nostro. Non mi ricordo. E ce ne mancano di... Di 8. No, di 8. Poi ci fai sapere tramite email, scrive. Guarda, devo esatto. Come si chiamano gli abitanti di Mosca? Mosca. Tedeschi. Tedeschi. Russi, tedeschi, russi. No, di Mosca, della città proprio. Russi. Moschino. In quale nazione si trova San Pietroburgo? Ci do un'indicazione: Svezia, Russia o Norvegia? Norvegia? Come si chiamano gli abitanti della Catalogna? Quante ore di automobile ci vogliono per arrivare a Malta? Aspetta, a Malta. 3, 5 o 9? 9. 9 ore con l'automobile. Ok? Perché poi? Che strada prendi? Scusate. No, che strada prendi? Mi sono buttata. Si è buttata. A mare. Qual è la capitale dell'Olanda? Non lo so. Ti do un suggerimento, ti do 3 suggerimenti. Ok. Praga, Amsterdam o Rotterdam. Praga? E invece se mi trovo a Gallipoli, dove sono? E qua, nella zona... A Cumane, se va, succede. No, ok, zona Salerno se non sbaglio. Gallipoli no, è Calabria. Ok. Mi sai di... Aspetta zitto. No. Mi sai dire una cosa? Come si chiamano gli abitanti di Mosca? Russia.
Però di Mosca, della città. No, proprio di Mosca, come Napoli napoletani. A Mosca ci sono i... I... Mosca. I moschi. I moschi. I mos... Mosconi. Mosco? Ni. Moscovi? Moscovi. No. Sono stato pure promosso in gioia. Mi dici qual è la capitale dell'Olanda? Qui ci metti